Savoini si muove alla luce del sole, coordinandosi sempre col segretario del partito, Bossi. I rapporti con Mosca si fanno intensi. Con la rivoluzione di Maidan e lo scoppio del conflitto tra Ucraina e repubbliche di Donetsk e Lugansk, qualcosa cambia, scrive il giornale. L'Occidente, in particolare l'Italia, che aveva sempre cercato di avere buoni rapporti con la Russia, si allontana dai russi. Piovono le sanzioni contro Mosca, trovando sempre la Lega contraria. Racconta Savoini. A metà gennaio del 2014 ricevo la telefonata di Gianmatteo Ferrari, militante leghista varesino di lunga data, esperto consulente informatico. Anche lui guardava con favore i nostri programmi, tenere buoni rapporti con la Russia, e si stupiva per come venisse trattata la vicenda ucraina sui media. Il 5 febbraio 14 nasce l'Associazione Lombardia-Russia. Tramite essa Savoini organizza incontri in Italia, in particolare con Alexander Dugin, quello che in Occidente è considerato l'ideologo di Putin, in realtà molto critico nei confronti del presidente russo. Savoini diventa il punto di riferimento di coloro che per diversi motivi sono affascinati da Mosca e accompagna Salvini a Mosca. Il 18 ottobre del 2018 il celebre incontro tra Savoini, Gianluca Miranda, Francesco Vannucci e 3 intermediari presunti russi. Si parla di un affare, 3 milioni di euro, lievitati a 64, mai trovati. Savoini viene registrato, ancora oggi non si sa né da chi né perché, o meglio, lui un'idea ce l'ha. Secondo Savoini si tratterebbe di una manovra per mettere in crisi la Lega da parte di poteri che avevano attaccato anche Trump in America. Da tempo avvenivano strani fatti: il furto del cellulare di Claudio D'Amico, suo compagno nelle trasferte russe, pedinamenti, telefonate misteriose ad amici e conoscenti, ai quali vengono offerti anche $10.000 in cambio di informazioni su Savoini. Questa è la storia del Russiagate italiano, almeno secondo chi l'ha vissuta in prima persona. Così il giornale introduce il libro, nel quale ci sarà, presumo, molto altro. Nel frattempo, già che siamo al giornale, vi segnalo anche un altro articolo. Così noi immigrati andremo al potere, il proclama shock di un consigliere marocchino di sinistra, tale Omar Corici, consigliere comunale di origini marocchine in quel di Rovereto. Saremo come un cavallo di Troia, dice questo signore. I massacri del 7 ottobre di Hamas, legittima resistenza, sacrosanto diritto di difesa. Non ci importa di candidati o partiti sulle elezioni a Bolzano, dice lui, ma della possibilità di entrare. Il gruppo lo ha cacciato. Ma quanta gente c'è che ragiona così? A proposito di gente che ragiona in un certo modo, Michel Onfray, intellettuale francese, filosofo d'Oltralpe, intervistato da Danilo Ceccarelli sulla Stampa di oggi, a pagina 6, la sinistra chic negava lo jihadismo, così ha aperto la strada all'antisemitismo. In Europa è in corso uno scontro di civiltà, sostiene Michel Onfray. L'Islam non si integra perché odia gli ebrei. La gauche insegue il voto, dei musulmani, e ha abbandonato le classi povere francesi, che adesso vanno verso destra. La sinistra si è venduta al mercato mondialista alla fine del secolo scorso. Mitterrand era stato fascista, poi difensore della milizia e decorato dal maresciallo Pétain. Mélenchon è diventato islamo-gauchista per ragioni elettorali. Il pogrom del 7 ottobre, sostiene Michel Onfray in questa chiacchierata con la Stampa di Torino, ha liberato in Francia quelli che hanno per patria una Palestina sognata dal militantismo antisionista. Il filosofo francese ricorda lo shock delle civiltà che, secondo lui, è in corso in Occidente. Dall'inizio della nuova crisi mediorientale ad oggi, in Francia si sono verificati 1518 casi di antisemitismo o antiebraismo. Evidentemente questo è il prezzo di mezzo secolo di ingenuità universalista dell'Europa, sostiene Onfray. L'Europa di Maastricht crede che non ci siano né gruppi, né masse, né tribù, né comunità, né identità, né nazioni, ma soltanto individui atomizzati, consumatori che vivono gli uni di fianco agli altri, ma mai gli uni con gli altri. Questo modo di vivere a margine ha creato agglutinamenti comunitaristi che rivendicano sempre più diritti per loro, ma anche e soprattutto contro gli altri. Il rifiuto di sottoscrivere le tesi dello scontro di civiltà, sostenendo che in tal modo si andrebbe a creare, ha fatto prosperare in tutto questo tempo gli elementi che l'hanno reso possibile. Cioè, rifiutare di concepire che c'è uno scontro di civiltà ha reso lo scontro di civiltà più facile.
L'Islam non è solubile nella cultura giudeo-cristiana perché odia strutturalmente gli ebrei. Per la verità, nel Corano sono gli ebrei e i cristiani, cioè in pratica le genti del libro, a essere inferiori e questo lo stabilisce il testo sacro. Michel Onfray prosegue poi nella sua intervista a pagina 6 della Stampa, mettendo nel mirino la sinistra chic che negava lo jihadismo. Piccola pausa, abbiamo con noi, tra pochissimo iniziamo formalmente la nostra rubrica, l'Italia da fare, Alessandro Morelli. Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. E la linea torna a Giulio Cainarca. Benissimo, grazie a Federico Borsari in regia e un saluto ad Alessandro Morelli che abbiamo con noi in collegamento. Buongiorno Alessandro, grazie. Eccoci qua, buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e Federico. Allora, politica economica, programmazione degli investimenti pubblici sono i tuoi compiti principali. In questo periodo si parla naturalmente di finanziaria e di sciopero, lo sciopero di venerdì. Abbiamo dato conto ampiamente delle due questioni, soprattutto l'ultima che ha tenuto banco in questi giorni, quella della contrapposizione, in particolare tra il ministro Salvini e due sindacati, CGIL e UIL, che hanno sollevato, diciamo così, qualche distinguo anche a sinistra, ma di questo abbiamo dato conto prima. Tuo commento, la finanziaria ne abbiamo già parlato anche l'altra settimana, il ministro Giorgetti ha sottolineato che è una finanziaria che tutto sommato cerca di andare incontro e in maniera anche abbastanza corposa agli interessi dei ceti medio-bassi. Per quanto riguarda lo sciopero, la conclusione che si è raggiunta ti soddisfa, Alessandro? Precettino finché gli pare, noi non ci fermiamo, dice Landini, che non vede niente quando si tratta di Fiat, l'abbiamo notato prima. Agli agnelli Elkann è abbastanza supino, diciamo così, Landini, mentre quando si tratta di Salvini vede rosso come il toro. Ma sì, chiaramente, guarda, occupandomi di programmazione economica, questa situazione complica tutto perché chiaramente diciamo che era assolutamente prevedibile il fatto che vince le elezioni legittimamente, in democrazia funziona così, bisognerebbe ricordarlo a qualcuno. Vince la maggioranza di centrodestra e chiaramente i sindacati iniziano, alcuni peraltro, iniziano a fare la contrapposizione politica e non puramente sindacale di difesa dei lavoratori contro il governo di centrodestra. Quindi diciamo che era una cosa prevedibile, già scritta. Detto questo, dicevo, occupandoci di programmazione economica, tutta questa situazione complica una realtà che comunque è complessa, non dico difficile, ma sicuramente complessa, una realtà che ci vede oggetto delle maree legate alla situazione internazionale, prima la guerra in Ucraina, poi la guerra in Medio Oriente, il rialzo dei tassi che, ricordiamolo, per l'Italia significa una ventina di miliardi legati all'aumento dei tassi sul debito, e quindi sostanzialmente una manovra economica. Giorgetti avrebbe potuto utilizzare quei 20 miliardi in altra maniera. Insomma, una situazione complicata nella quale i sindacati pensano, alcuni sindacati pensano legittimamente a questo punto, perché sappiamo che deve funzionare così, funzionerà così, a fare politica più che difesa del lavoratore. Perché dico più che difesa del lavoratore? Perché innanzitutto è chiaro che in qualunque finanziaria chiunque si voglia fare opposizione, e noi l'abbiamo fatta per tanti anni, può trovare una ragione per ritenersi insoddisfatto. Ma in questa finanziaria in particolare, grazie al lavoro di Giorgetti, noi dobbiamo segnalare come l'obiettivo, cioè il taglio del cuneo fiscale per le fasce
non per forza più deboli, perché comunque fino a 35.000 euro c'è un sostanziale aumento in busta paga che si contrappone all'aumento dell'inflazione, e dunque va ad aiutare veramente quelle fasce di lavoratori che dovrebbero essere quelle difese dai Landini e dai compagni. Ora, ribadisco, la politica giustamente faccia la politica, l'opposizione in Parlamento faccia l'opposizione, non è solo legittimo, ma mi permetto, guarda, supero la nostra barricata, dico che è doveroso che l'opposizione segnali quelli che sono delle possibili criticità rispetto a una manovra economica che appunto si è costruita in questa situazione. È legittimo, è doveroso, però che lo facciano i sindacati, francamente anche no. Questo da un lato ci segnala come l'opposizione politica oggettivamente di fatto a questo governo non esista. Non esiste perché se le polemiche riguardano il cognato di l'ex compagno moroso o dall'altra parte il fatto che il ponte sullo stretto o il terzo valico ci costano 5, 10, 12 o 60 miliardi, intanto il terzo valico si fa, il ponte sullo stretto si fa, il lavoro di Giorgetti è un lavoro che io personalmente chiaramente, ma sono di parte, quindi fate la tara, insomma leggiamola dal punto di vista dei Landini, è encomiabile perché appunto ha portato a casa il risultato che la maggioranza di centrodestra voleva portare a casa, mettendo anche dei paletti rispetto ad altri obiettivi, a quelli delle pensioni, che ribadiamo ancora una volta qui alla Libertà, è un obiettivo di legislatura, e quindi il percorso per ritornare alle nostre, diciamo, agli obiettivi finali è un percorso che durerà ancora 4 anni. Quindi insomma dimostra, dicevo, che l'opposizione politica di fatto non esiste. Il padre di Elly Schlein addirittura la critica rispetto alle sue posizioni pro guerra, contro guerra, a sinistra, a destra, gialli, rossi e verdi. Va bene così. Ecco Alessandro, ricordavo prima il fatto che le rappresentanze sindacali in Italia, ormai è un dato stratificato, rappresentano soprattutto i pensionati, no? Questo da anni e anni e anni, e non è nuova la cosa. B, quando si tratta di, non a caso, volgersi al mondo dell'industria reale, vedi ad esempio le manovre di smobilitazione della Fiat o quel che ne rimane da anni e anni e anni, l'ultima quella di Grugliasco, ma della Maserati, ma ce ne sono tantissimi di casi di deindustrializzazione legati all'ex galassia Fiat e all'automotive. Il sindacato non esiste, no? L'hanno notato in molti che Landini è molto acquiescente nei confronti degli Agnelli Elkann. Dall'altra parte, lo ricorda oggi anche il ministro Salvini in un'intervista a Libero, mi sembra giusto, dice Salvini, che i sindacati rendicontino le loro spese. Sono 3 temi diversi, 2 dei quali sono storici, cioè che rappresentano i pensionati, che non facciano i bilanci, sono anni e anni e anni che lo diciamo. Dall'altra parte si è aggiunto in più che non fanno neanche più gli interessi dei lavoratori veri, quelli dell'industria, i famosi operai di una volta, se ci sono ancora. Questo è un dato politico. Come fai a interloquire politicamente con gente così, mi viene da dire? Scusami se sono terra a terra. Ma tu ti metti al tavolo e cosa gli racconti a questi qua? Dei pensionati? Del fatto che vivono in bilanci opachi? Di chi rappresentano? Ma rappresentano, per esempio, fino a poco tempo fa, ti do questo scoop, rappresentano anche la mia mamma. Cioè la mia madre, fino all'anno scorso, quando poi ho scoperto com'era la situazione, per comodità andava nel CAF più vicino a casa sua e faceva il 730, adesso quello, insomma, il pagamento delle tasse. Lo faceva in una sede sindacale che chiaramente chiedeva a lei di iscriversi. Diciamo quindi, che prendi la tangente sulla burocrazia complicata italiana, ma non è una roba produttiva quella. Quando ho detto, ma mamma, come hai fatto quest'anno? Mi ha detto, sono andata qua sotto, io avendo abitato lì per tanti anni mi sono ricordato di che sigla sindacale si trattasse, e quindi chiaramente poi sono intervenuto e dall'anno scorso mia madre fa in modo diverso. Ma tanto per dirne una, qual è la rappresentanza di questi politici che appunto in questo momento
in maniera, ribadisco, assolutamente prevedibile. Adesso noi rimaniamo scioccati del fatto che in maniera irresponsabile si persegua questa linea dello sciopero generale, ma era, ribadisco, assolutamente prevedibile. Ecco, la mia mamma era rappresentata da questi politici, e ribadisco politici innanzitutto perché dobbiamo ricordarci a noi stessi per primi e ai nostri ascoltatori che poi la carriera di Landini molto probabilmente lo porterà in un'assise parlamentare o comunque in una assise politica. Semplicemente lo dice la storia, perché i suoi predecessori hanno fatto tutti quella carriera. Mia collega in Senato oggi è la signora Camusso. Dall'altra parte bisogna sottolineare come la rappresentanza sindacale sia veramente lontana, ci si accorga di loro appunto soprattutto quando ci sono queste polemiche nei confronti dei governi di centrodestra, perché uno dei loro, delle punte di diamante della sinistra nelle ultime elezioni, vi ricorderete, si chiama Boubacar Soumaoro, è uno che insomma è inutile che io stia a ricordare che cosa avrebbe combinato la sua famiglia a totale sua insaputa, quindi uno non si accorge che la moglie torna a casa con le borsette di Louis Vuitton, con i vestiti eccetera eccetera, ma sapete, lì c'è il diritto, com'era il diritto al lusso o una cosa del genere, all'eleganza. Esatto, l'eleganza. C'è un tema sul quale però la sinistra e i sindacati appaiono dei desaparecidi, che è quello del caporalato. Oggi ci si lamenta tanto per la manovra economica, ma ci si dimentica che ancora in questo momento purtroppo ci sono delle sacche di caporalato sulle quali lì bisognerebbe fare lo sciopero generale, bloccare le strade, intervenire, fare di tutto per fare in modo che ci siano non il salario minimo ma i diritti umani, perché molto spesso a queste persone non vengono neanche appunto assicurati i diritti umani, non lo stipendio o la minima paga. Quindi di cosa stiamo parlando, Giulio? Stiamo parlando di persone che fanno politica. Il mio invito chiaramente nella legittima volontà o a volte persino necessità di alcuni nostri lavoratori di doversi iscrivere a un sindacato per essere legittimamente difesi nel ruolo sindacale da datori di lavoro o da situazioni che non sono regolari rispetto alle norme vigenti, quindi questo nessuno lo tocca, ma io suggerisco di stare molto attenti a chi poi ci rappresenta quando facciamo una tessera sindacale. Tra l'altro, dicevo prima, Alessandro, rappresentano i pensionati, però quando c'è stato da trangugiare la legge Fornero, l'hanno trangugiata senza scendere in piazza, no? Tanto per dire, se non ricordo male. Ma scrivendo, se vai a fare una googolata, cosa che io ieri ho fatto ospite durante una trasmissione radiofonica su Radio 1, quindi di nostri concorrenti, se vai a googolare, fai CGIL Salvini immigrazione, trovi per esempio che la CGIL, uno dei vari settori della CGIL della Sicilia, manifestò contro Salvini per far sbarcare gli immigrati clandestini quando Salvini era ministro dell'interno, e poi sappiamo tutta la vicenda giudiziaria e quant'altro. Quindi sui lavoratori salame sugli occhi, sulla politica invece obiettivo ben in vista. Ecco, tu pensi come Belpietro che Landini voglia sostituire Elly Schlein alla guida del PD, tanto per entrare nel politicante? Questa è un'opzione. Io ho verificato Landini come segretario della CGIL, può rimanere ancora qualche anno, quindi il suo se volesse terminare il suo percorso per come appunto gli permette lo statuto della CGIL, potrebbe stare lì ancora qualche annetto. Però appunto l'abbiamo sottolineato già, nella totale deserto del politico dell'opposizione, uno come Landini potrebbe sicuramente aspirare ad avere degli incarichi importanti
in seno al Partito Democratico o comunque nella sinistra. Sarebbe semplicemente una conferma di quanto stiamo affermando in queste ore, cioè Ecco, Alessandro, che scusami, prego. che la CGIL in questo momento sta facendo politica puramente contro il governo, non a difesa dei lavoratori. Ecco, dicevo, ci mancano pochissimi minuti e io vorrei tornare, prima di salutarci Alessandro, alla questione della finanziaria. No? Abbiamo detto prima, sommariamente, 24 miliardi ammonta la finanziaria e il ministro Giorgetti ha chiarito sono soprattutto per i ceti medio-bassi. Uno potrebbe dire ottimo, giusto, socialmente giusto, però una finanziaria dovrebbe avere a cuore anche lo sviluppo. Certamente uno mi può dire abbiamo tagliato il cuneo fiscale e abbiamo rimodulato le aliquote dell'IRPEF e questo può essere un fatto importante. In tema però di numeri, a me mi ha colpito un numero che supera la finanziaria italiana per valore assoluto. 24 miliardi la nostra finanziaria, 28 miliardi li ha stabilita e ha stanziati, diciamo, un pacchetto di aiuti, tra virgolette, da 28 miliardi lo ha approvato la Germania a favore delle proprie imprese per lo sviluppo e per andare incontro alla questione dell'energia che rimane purtroppo cara al di là di tutto. No? Insomma, uno osserva e dice ma come i tedeschi possono, e qui entriamo anche nel discorso delle regole europee che devono essere riviste col nuovo patto di stabilità che regolerà la finanza pubblica, anche la nostra ovviamente, dei paesi europei. Come la Germania può, al di là di quello che si deciderà col nuovo patto di stabilità, aiutare le proprie imprese per 28 miliardi. E noi dobbiamo faticare per fare una finanziaria da 24 che riguarda tutto il mondo, tutta la realtà italiana, non solo il settore produttivo. C'è qualcosa che non quadra, o sbaglio? Chiaramente noi paghiamo lo sconto del debito pubblico che conosciamo perfettamente, la problematica la conosciamo perfettamente, poi ascoltando Radio Libertà e sentendo Claudio Borghi abitualmente, insomma, diciamo che le lezioni di Claudio sono assolutamente illuminanti rispetto alla differenza, alle criticità che ci sono nel bilancio italiano e nei bilanci degli amici europei. Detto questo, l'auspicio è che questo governo, attraverso una visione maggiormente liberale e meno ideologica rispetto a quelli precedenti, possa mettere in campo tutte quelle iniziative che possano contribuire. È chiaro che la bacchetta magica, lo sappiamo, non esiste in nessuna delle materie complesse di cui parliamo spesso, dall'immigrazione al tema dell'educazione, della cultura, della scuola, eccetera, eccetera. Figuriamoci in un argomento così complesso che tocca tutti di fatto come quello dell'economia e della finanza pubblica. Il governo infatti stiamo lavorando anche come Dipartimento per promuovere un punto che abbiamo già ricordato qui a Radio Libertà, che sono gli investimenti pubblico-privati che possono mettere in campo una serie di economie che possano dare un contributo vero al benessere pubblico, quindi servizi e infrastrutture pubbliche, attraverso una contribuzione che è privata, ma che è privata, diciamo, non cogliendo le amministrazioni e gli enti con l'acqua alla gola e quindi privata che ha il coltello dalla parte del manico, ma una collaborazione che permette di valorizzare chiaramente le competenze e il chip economico pubblico con l'aggiunta del capitale privato. Questo è, diciamo, uno dei tasselli che noi abbiamo intenzione di mettere sul tavolo per far girare l'economia. È evidente dunque che noi dobbiamo recuperare una finanza che c'è, che esiste, un'economia che c'è, quella delle famiglie, quella delle imprese. L'auspicio è che attraverso il contributo anche delle famiglie negli investimenti che si possono fare sulle medie imprese italiane, a questo punto questi soldi che sappiamo perfettamente essere all'interno del portafoglio delle famiglie possano rientrare nel circolo dell'economia. Questo permetterebbe di fare in modo che tanta parte del debito pubblico, che sappiamo perfettamente essere, come dicevo, nel cassetto fiscale
delle famiglie possa tornare in circolo e creare nuova economia, chiaramente a favore delle famiglie stesse che hanno una legittima remunerazione, delle aziende che fatturando hanno altrettanta remunerazione e danno posti di lavoro, e dall'altra parte dello Stato in senso molto largo, degli enti pubblici in generale, che chiaramente potranno dare servizi pubblici più efficienti, di qualità e con tempi migliori ai cittadini. Questo è chiaramente un cambio di visione epocale, perché i comunisti l'hanno sempre vista come una cosa gravissima, no? Dare opportunità al privato di avere una collaborazione sana con il pubblico. Noi la pensiamo in maniera differente, siamo stati eletti, la maggioranza c'è, questa maggioranza politica c'è proprio per queste cose e noi le facciamo. Chi se ne frega, i sindacati faranno nuovi scioperi e noi il nostro livello di gradimento non sono certo le piazze dei sindacati, ma sono le elezioni che si stanno tenendo e nelle quali, anche in questo periodo, nelle quali il centrodestra comunque sta mantenendo la maggioranza da molte parti, insomma. Allora, prima di salutarci con Alessandro Morelli, voglio ricordare Alessandro, per ricollegarci alla questione che stavamo affrontando quando ci siamo collegati poco fa, che sei stato tra i pochi, o mettiamola così, tra i non molti, l'altro giorno a ricordare 13 novembre 2015 la strage al Bataclan in Francia, 130 vittime per mano dei terroristi islamici, 413 feriti, tra cui una ragazza veneta. Non sono stati in tanti però a ricordare quella data lì, l'abbiamo rimossa velocissimamente. Purtroppo sì, diciamo che la memoria su questi fatti ad alcuni dà molto fastidio, perché chiaramente permette di creare, secondo loro, uno storytelling che è avverso rispetto a questo falso modello di integrazione che purtroppo ha portato a questi disastri, ma questi sono chiaramente delle tragedie che sono la punta dell'iceberg. Dietro ci sono delle realtà nelle quali in città moderne dell'Europa purtroppo si vive sostanzialmente come nel Medioevo, si viveva nel Medioevo in quelle stesse città, e come purtroppo oggi si vive ancora in realtà dove ci sono i gruppi terroristici che governano, modello Hamas, o dei governi religiosi, penso all'Iran chiaramente, dove purtroppo le donne vengono ammazzate per strada semplicemente perché non portano il velo. Questa non è avversione nei confronti di questa o dell'altra quell'altra cultura o di questa o quell'altra religione, è la fotografia di una realtà che purtroppo appunto vede alcune parti del mondo essere nel Medioevo più antico. Noi ci siamo passati tanti anni fa, diciamo che il percorso fortunatamente è stato un percorso che ci ha portato alle democrazie, lì non è ancora così. Oggi siamo in una realtà nella quale la sinistra colpevolmente ha presunto con il presupposto di voler fare questa falsa integrazione, ha invece spalancato le porte e dato la possibilità a questi personaggi di inserire la loro cultura in una cultura che è assolutamente evoluta. Abbiamo fatto bene, secondo me, a ricordare Bataclan, faremmo bene a ricordarvi tutte queste tragedie che avvengono in Europa, esattamente come quelle che avvengono in giro per il mondo. Ho citato l'Iran e purtroppo le tante ragazze che sono state ammazzate in Iran o che sono state incarcerate in questa fase andrebbero ricordate ogni giorno, ogni secondo. Ma noi lo facciamo e ancora una volta ci danno dei razzisti, dei beceri, eccetera, eccetera. Chi se ne frega, noi andiamo avanti. Alessandro, grazie ad Alessandro Morelli, buona giornata, buon lavoro. Grazie a tutti voi, buon ascolto. Avete ascoltato l'Italia da fare. Qui Parlamento. L'onorevole Furgiuele ne ha facoltà. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, come è stato già detto, il 12 novembre del 2003 un camion blu pieno di esplosivo si